Sono proprio contenta di dare non so, di dargli un po' di vita a questa fotografia. E io me lo ricordo proprio così, c'è niente da fare. Me lo ricordo proprio attraversare il cortile. Può andare in via Barilla al 14 e vedi che ci sono tante scale, no? E lui abitava non la seconda, forse la terza, a piano terra, e lì c'erano dei balconcini anche a piano terra. È una casa popolare. Una persona seria, passava dal cortile, qualche volta mi salutava anche perché qualche volta sono anche entrata a casa sua, forse proprio la prima media, ero in scuola. Cioè, una casa come tante altre nelle case popolari. Antonio Galiano abitava nel quartiere Sadera al civico 14 di via Barrili, terza scala a destra piano terra, come ricorda la signora Ester Grancini che lo conobbe da ragazzina. Era nato a Favara, in provincia di Agrigento, il 28 settembre 1902. Trasferitosi a Milano, trova lavoro come operaio presso le officine meccaniche di via Vittadini. Qui cresce culturalmente e politicamente, diviene ben presto un punto di riferimento tra i lavoratori ed è tra gli organizzatori degli scioperi del marzo 44. Arrestato e deportato, l'8 aprile giunge a Mauthausen, quindi viene trasferito nel comando di Gusen e destinato a lavorare nelle officine sotterranee alla fabbricazione di pistole automatiche. Galiano continua la resistenza, sabotando la produzione bellica. Imperfezioni minime in ogni fase della lavorazione, per ogni singolo pezzo. Imperfezioni che sommate riducono fortemente la qualità delle armi. E parecchie furono le MP-44 uscite da quei reparti non in grado di sparare. Ai primi di aprile 1945 Antonio Galiano e la sua squadra sono accusati di sabotaggio e trasferiti nella compagnia di disciplina, addetti al lavoro più massacrante nelle cave. Qui i deportati erano costretti a trasportare pietre dalla cava al frantoio a passo di corsa. Chi spezzava la fila rischiava di essere finito a calci e colpi di bastone e pietra. Chi non moriva sotto il bastone crollava sfinito e i capò lo uccidevano sul posto. Antonio è un triangolo rosso, un pericoloso sovversivo, insomma. Sbattuto nell'infernale universo concentrazionario hitleriano, programmato per distruggere vite e prima ancora coscienza e dignità. Ma lui non rinuncia, tiene duro, non cede alle tremende logiche della pura sopravvivenza. Un giorno un suo compagno francese, Marcel, si accascia esausto, ormai morente, e Antonio gli si avvicina offrendogli un po' di caffè. Ma le regole lo vietano. Nulla si deve sprecare, nulla va dato a chi non riesce più a ripagare col proprio lavoro e la solidarietà tra prigionieri è vista dalle SS come un pericolo. Restare umani è un atto di resistenza e il gesto di Antonio viene duramente punito. Viene frustato col nerbo di bue, 31 colpi di staffile, poi gettato nell'acqua gelida e colpito con lanci di pietra. Una gli arriva alla nuca ed è subito notte. Viene portato in infermeria, vi rimane qualche giorno, poi riprende il suo posto nella squadra di disciplina, ma finalmente, dopo pochi mesi, arriva la liberazione. La guerra è finita. Antonio pesa 35 kg, ma riesce a tornare a casa, ritrova la moglie Dina, si reca a Varazze, in un centro di cura per reduci, dove un medico dice a Dina di non illudersi, perché la ferita alla nuca può avere gravi conseguenze. Antonio ricomincia a fare l'operaio, frequenta la sezione Clapiz del PC, ma il fisico è debilitato, il morale è precipitato. Non riesce a reggere i ritmi di lavoro e per di più si accorge che sta perdendo la memoria. Sempre più e sempre più velocemente, man mano che passano le settimane. È tormentato da atroci incubi. Comincia a scrivere su un taccuino ciò che vive giorno per poter poi rileggere e capire cosa ha fatto, cosa ha detto, chi incontra, cosa pensa, chi è. Anche i ricordi dell'Ager devono essere raccontati, perché non vadano perduti per sempre, perché si deve sapere cos'è successo. Un giorno Antonio è in fabbrica, si sente stremato, vuole tornare a casa, ma è disorientato, sbaglia strada, prende un treno e chissà come arriva a Messina, senza più sapere chi è, dove si trova, perché sta viaggiando. Le forze gli mancano, cerca un posto riparato dove sedersi, entra in un cinema, si addormenta e dopo qualche giorno tutto finisce. Il 13 giugno 1947 nel notiziario di Messina viene riportato un brano del suo diario di quegli ultimi giorni. Strano caso di uno smemorato.
Nulla ricordo, né chi io sia, né da dove provenga, né il motivo per cui io mi rechi a Siracusa. Cerco certamente una casa, la mia famiglia, ma non so dove andare. Vago da tempo per l'Italia senza speranza ormai di ritrovare i miei cari, che, come me, non ricordo come si chiamino. Il giorno 15 è in grado di rispondere alle domande dei medici. Dice di essere il numero 61649 di Mauthausen. Non ricorda altro, neppure il suo nome. All'indomani, il 16 giugno 1947, muore per un collasso improvviso. Il 25 aprile del 47 Galiano partecipa a una sfilata per l'anniversario della Liberazione. In questa occasione scrive una poesia che è stata ritrovata fra le sue carte. Le mie labbra inconsciamente si muovono silenziose come in una prece, ma tale non era. Il mio cuore, arido, pietrificato, non sa pregare. Erano nomi e nomi che il pensiero dettava, in un bisogno di ricordare, di trovarmi con voi, in quest'ora, in questo minuto, quando la gioia, il tripudio degli altri mi opprime. I discorsi, le belle parole, le speranze gridate al microfono, le canzoni eroiche, tutto è finito. E le bandiere, ripiegate, e gli uomini sorridenti tornano alle case, ma le mie labbra ripetono sempre nomi nuovi. Di tutti oggi voglio ricordarmi. Ogni nome è un ricordo e nuova stretta al cuore, che trattiene le lacrime e gli occhi aridi fissano lontano. Sono nella folla, con la bandiera spiegata al sole. Marciavo silenzioso, curvo, triste, col pensiero lontano, in quelle foreste, in quelle pietre maledette, in quella scala spaventevole, in quei letti schifosi di diarrea, resipola e piaghe. Vedevo il vostro gesto di imprecazione, sentivo il vostro grido d'amore, poveri morti. Al di là dell'Alpi, a monte di un grande fiume, il Danubio, le tragiche mura, ornate da due pagode con vetri e cintate da fili di morte, designano un campo di morte, misterioso, Mauthausen, che gronda, sangue, proletario.